Il 13° soccombe davanti al Charlins, Muzzane perde 2-0, mister Boltolussi. Che tipo di partita ha visto dalla panchina? Sicuramente da parte nostra non una bella partita, dovevamo giocare un attimino più sul giro palla, invece ci siamo un attimino adattati al loro gioco e non abbiamo alzato il ritmo, quindi sicuramente diciamo quella è stata la pecca principale. Poi ci sono degli episodi come i 2 gol che abbiamo preso, qualcuno mi dice che il fuorigioco c'era, ma al di là di quello vedo che gli episodi purtroppo ci danno sempre contro. Oggi, devo essere sincero, la mia squadra non mi è piaciuta, dovevamo giocare più a calcio, invece non l'abbiamo fatto. Può capitare una giornata storta, in questo caso c'era il Charlins, ha approfittato il Charlins, diciamo, perché alla fin fine hanno fatto la loro partita e quindi è giusto che poi alla fine su certe cose noi da migliorare, e sicuramente in questo caso anche loro hanno cercato di ricompattarsi, essere più uniti, sicuramente ha premiato loro e meno noi. In termini di volume di gioco, in ogni caso avete speso tanto, soprattutto a centrocampo, mancata proprio anche la finalizzazione proprio per cercare gli avanti. Eh sì, non abbiamo mai tirato in porta, quindi dovevamo fare un giro palla un attimino più veloce e soprattutto sfruttare meglio gli esterni, quello che secondo me non siamo riusciti a fare. Poi che non abbiamo mai tirato in porta è vero, però in questo caso qui siamo partiti all'inizio senza una punta di riferimento, cercando di giocare sugli esterni, non abbiamo sfruttato questo, abbiamo rimesso un attimino una punta di riferimento che è adattata perché non è una prima punta, visto che mi mancano Nardi e Balzano, e hanno cercato un attimino di ripartire in questo modo. Purtroppo non abbiamo sfruttato nessuna palla sulle verticalizzazioni e questa è stata un po' una pecca. È chiaro, col senno di poi è facile parlare, anche in tribuna ci si chiedeva con Nardi in campo o anche con Balzano sarebbe cambiato qualcosa in positivo probabilmente. Ma sai, Nardi e Balzano mancano da un bel po', quindi se domenica scorsa abbiamo vinto vuol dire che questo gruppo ha delle qualità e delle doti. Non ce le ho a disposizione e mi dispiace, però devo giocare con quelli che ho e sono convinto che il gruppo che ho a disposizione è in gamba, è buono, non è quello di oggi sicuramente, perché se abbiamo vinto o si è vinto non è un caso, e questa squadra ha voglia e modo di poter migliorare anche senza Nardi e Balzano. Mister, guardando il bicchiere mezzo pieno, c'era a un certo punto 5 fuori quota in campo nella sua formazione. Ma non è la prima volta che giochiamo con 5 fuori quota, quindi uno che segue un attimino il 13°, secondo me è giusto capire quando poi comunque butti dentro dei fuori quota e non giocano perché devono giocare, vuol dire che la qualità c'è, ecco perché mi ripeto, questo è un gruppo secondo me che ha delle buone qualità e cercheremo di migliorare. Logicamente qualche volta l'inesperienza ci porta a fare qualche errore di più. Noi con i nostri errori purtroppo su ogni volta siamo bastonati e di conseguenza stiamo pagando questo, però il gruppo secondo me merita sicuramente di più. Ultima domanda, prossimo turno a Flaibano che è nella vostra zona di classifica, che tipo di partita ci aspettiamo dal 13°? Ma al di là che sia Flaibano o chiunque altro, per me è un campionato talmente livellato che di scontato non c'è niente. Ci sono delle squadre tutte buone e non guardiamo la classifica perché secondo me la classifica è bugiarda e viviamo la giornata, quindi la prossima che affrontiamo è il Flaibano, cerchiamo di prepararla bene per andare a dire la nostra.